fantasma del Cataio. Ma quando mai? Ma chi ha avuto che creda a una storia del genere? Lucrezia taglia a testa alla figura del fantasma del Cataio. Pensa a te. Quante ne conti? Questo del Cataio è questo. Perché mi fermo quasi quasi. Che bello. Eccolo qua, il castello del Cataio. Una delle varie tappe del girotondo attorno ai colli, che non è altro che un percorso, una pista ciclabile che permetterà di attraversare tutti quanti i colli. Al momento non è ancora ultimata, ma presto lo sarà. Il nostro Veneto tra terra e cielo ci porta oggi con la mongolfiera dei Baionari sui colli Eugani. In particolare siamo saliti da Val San Zibio, una delle perle dei colli Eugani, e proprio là sotto, se la camera mi stacca un attimo, proprio da sotto, stiamo passando adesso proprio sulla villa di Val San Zibio, un rarissimo esempio di giardino simbolico del Seicento. La villa è stata costruita dal nobile veneziano Francesco Barbarigo ed un tempo era, pensati capitano, ma era raggiungibile addirittura da Venezia attraverso un sistema di canali. Perché sono le bricole fuori. Certo. Pensa che questo giardino contiene ben 70 statue con motti didascalici incisi sul basamento. Il parco è vastissimo, copre un'area di 15 ettari ed è percorso da sentieri che conducono alle fontane, 16. C'è il labirinto, i laghetti, le peschiere, i ruscelli, i giochi d'acqua e la galleria dei Carpini. Vi sono inoltre circa 800 piante, tra cui diverse specie piuttosto rare. Pensa che il giardino è stato recentemente insignito di un premio internazionale, il più bel giardino d'Europa, e lo stiamo sorvolando in questo momento noi con la nostra mongolfiera. Devi posteggiare una barca in secca, ma che affari, che manie che sta gente battaglia. A Cassoro, il ponte che ne è un'altra. Ma guarda te il mondo, solo capivo perché. Ciao. I masuga i canali, masuga. I masuga i canali, masuga. Ma che affari. Battaglia Terme era chiuso tra due notevoli dimore storiche, il Castello del Cataio e Villa Selvatico Sartori. Inoltre ha un museo unico nel suo genere, il Museo della Navigazione. Sono conservati 4.000 reperti tra imbarcazioni fluviali, strumenti nautici, documenti, carte, mappe, un repertorio notevole della storia dei barcari che vivevano sul fiume. Quante altre robe si potrebbe dire e vedere. Purtroppo il tempo stringe e qua mi tocca correre de corsa perché Remigio mi aspetta dar qua perché se ora devo arare. Capitano, la nostra mongolfiera attraverserà una parte dei colli Euganei, in particolare
la puntata è dedicata alle strade del vino dei Colli Euganei, e sotto di noi adesso c'è uno spettacolo fantastico che solo dalla mongolfiera possiamo apprezzare. Guarda il gioco del giardino, la simmetria, la bellezza di questo giardino, guarda, da qua la vediamo benissimo, con anche il labirinto, lo vedi? Guarda che meraviglia! Tante suggestioni, tanti incanti sia per le bellezze naturali che per le bellezze artistiche. Qui c'è la culla della cultura paleoveneta ed è oggi molto ricercata questa zona dal turismo. È un'isola naturalistica protetta dal Parco regionale dei Colli Euganei e offre, come dicevamo, una varietà, una produzione di vini e anche di prodotti di nicchia. Madonna che avessi freni! Come molti altri complessi di villa con giardino sorti lungo fiumi e canali del Veneto, anche Villa Emo presenta il suo fronte principale sulla riva d'acqua. La presenza della villa e dei suoi giardini costituisce quindi una vera e propria sorpresa per chi si avventura all'interno. È presumibile che nel 1588, quando Vincenzo Scamozzi progettò la villa, sia stato anche realizzato un piccolo giardino, come nella maggior parte delle ville venete collocate lungo un corso d'acqua. E dopo aver tanto pedalato, finalmente un po' di sano relax e santa pace. Che ben che si sta. Noi stiamo volando sui colli, quindi abbiamo questi panorami che tu hai benissimo descritto, ma la cosa importante dei colli sono praticamente tutte le sinuosità, le vallette che ci sono qui. Adesso cercheremo di infilarcene una di queste vallette che ci porta poi sino all'atterraggio. Prima parlavi di vigneti, io adesso vedo un ricamo, questo è, possiamo definirlo un ricamo, un tombolo, proprio va alla perfezione. Io non so come chi ha fatto a fare ste linee dritte così, sti ciuffetti. Madonna che fatica. Che bicicletta. Scusa, un giosso d'acqua, è possibile avere un giosso d'acqua? Sussidiato, desfa. Acqua? Qua danno altri il vuoi l'acqua. Noi vendiamo vino, ma acqua mi viene a mandare. L'acqua smarsisse i pai, che ragione. Ma un'ombra di vino, volentieri. Siamo in mezzo ai Colli Euganei e una caratteristica particolare di questa cantina sono i vini. Che vini sei? Come si andà la vendemmia? Come sei? Beh, la vendemmia quest'anno sta andando benissimo, è un'ottima annata. E qui i nostri vini sono il Serprino, che è il tipico dei Colli Euganei, un vino leggermente frizzante, buono come aperitivo, con pasti leggeri o pesce. Poi il fior d'arancia, che sta avendo molto successo negli ultimi tempi. Il fior d'arancia è principe, esatto, ha vinto tantissimi premi anche proprio. nell'ultimo Vinitali ha vinto diversi riconoscimenti. Poi il rosato, e poi per i rossi abbiamo il raboso secco oppure il raboso dolce, quindi questo da dessert e l'altro da pasto, entrambi un po' frizzanti. Poi abbiamo i classici da tavola, da pasto, il merlot e il cabernet. Scusa, una curiosità, cosa c'entra l'olio col vino? Perché abbiamo anche 400 piante di olivi e produciamo quindi un buonissimo olio extravergine d'oliva. È molto delicato, fine come olio. Infatti le caratteristiche dell'olio di Arquasi è conosciute ovunque. Beh sì, soprattutto negli ultimi anni sta prendendo molto piede l'olio di Arco Petrarca. E mi aveva detto però che qua era una soppressetta che aspettava di fare, diciamo, compagnia ai poveri viandanti. È da stamattina che corro, però qua non ho visto ancora niente. Andiamo a prenderla allora. Vabbè, ora andiamo a soffrire insieme. D'accordo. La tour è bellissima anche perché in fondo c'è Padova, la pianura di Padova, si vede benissimo oggi Padova, guarda, se lo possiamo toccare con una mano. Noi abbiamo volato in altre occasioni in questa zona e abbiamo visto una giornata particolarmente serena, addirittura al mare. Sì. Ma lo vediamo anche oggi, guarda,
Si vede là in fondo una nave dietro i murazzi. Hai ragione. E poi si vede un pochino sulla destra, si vede Ciosa. Siamo su Cinto Euganeo e intorno, guarda, a proposito di ricami del terreno, guarda che razza di lavoro hanno fatto i contadini con le vigne, è una cosa incredibile, davvero. Dall'alto i sentieri che si snodano in queste colline, su queste colline in mezzo ai boschi, sentieri che ci sono proprio dei percorsi ben definiti da parte del Parco dei Colli, si possono attraversare sia a piedi che in mountain bike che anche addirittura a cavallo. Oh, finalmente, ogni promessa è debito, eccolo qua. Ci mancherebbe altro. Allora, andiamo a vedere se effettivamente quanto, guarda, da come sembra deve essere buonissimo, vero? Qua chi sei che avevamo in compagnia? Siamo? Giorgio, che siamo qua a Salvan e che abbiamo trovato Intanto appunto diciamo questa chi è Giorgio Salvan. Giorgio Salvan, presidente della strada del vino dei Colli Euganei, viticoltore che mi occupo di cose buone. e se la porta una valletta che ecco qua, Adriano Loreggian. Bene, Adriano appoggia perché sennò mi cerca di far anni. La particolarità dei vini dei colli, qual è? Ma i vini dei colli sono dei vini abbastanza multiformi perché nascono in terreni molto diversi, da luogo a luogo e molto particolari, e ognuno prende un po' le caratteristiche della vigna del luogo in cui nasce. E l'arma vincente nel mercato? L'arma vincente dei nostri vini è la qualità del vino, ma soprattutto la simpatia dei produttori e il loro modo di fare accoglienza. Chi viene da noi è il nostro comunicatore più importante, che poi racconta quando torna a casa che si è trovato bene e invita gli amici a ritornare. Comunque con il sacque non si impasta. No, fritto, non basta il sacque, io con la parola di sta fatti. soppressetta e sto sai amico di Rio piangere e vuole essere Sì, ecco, qua degustato. deve essere degustato. Adriano, famo compagnia qua. Ecco qua. Allora. Anche Elisa che appare tanto però quando che sei ora Sì, cari. boh, e niente. No, anche a te. Ah, anche a ecco. te. Grazie, e ora a me pare una particola, guarda. Guarda, è una cosa sacra. Un Sacra. salame così deve essere gustato con attenzione e con riverenza. Comandante Melis, una breve nota sul nostro volo, il volo in mongolfiera, ben si adatta, ben si sposa con questo tipo di itinerari? Assolutamente sì, però io vorrei farti un'altra domanda. Ogni volta che vieni a volare con me, sei emozionato o no? Sì. Vuol dire che È un'emozione, ti piace? è un'emozione continua. Nonostante hai fatto tanti voli, nonostante abbiamo passato dalle montagne alla pianura, ai colli, siamo passati sul mare, ti ricordi, E nonostante tutto, ogni volta è un'emozione. Vuol dire che il volo in mongolfiera emoziona sempre. Ma a me veramente non riesco più a capire Roberto, mi fa strano, che ha delle visioni, vede folletti, vede misteri dappertutto. E che ha sempre una scusa diversa per non venire su in mongolfiera con noi altri, e poi magari veniamo a scoprire che si infratta su una cantina, su un agriturismo, e va a vedere una villa, e noi altri qua che svoemo. Tutti i casi, sia che te voi sia che te stai per terra, e c'è sempre emozioni incomparabili. Penso che anche Roberto, al di là che non abbia voyaga, comunque ha avuto anche io le sue emozioni, no? Riscoprendo dei sapori, percorrendo dei itinerari, anche se magari in bicicletta o a piedi o in barca, come che di solito li usa fare ultimamente. Però un fiammato mi pare che tu usa. Benvenuti ad Arquà Petrarca. Arquà Petrarca è un centro medievale massima importanza all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. Qua Sì. abbiamo Gianni Callegaro, assessore all'agricoltura del parco regionale dei Colli Euganei. Arquà Petrarca è la perla del parco, questo lo dico senza nulla togliere gli altri paesi che comunque sono tutti quanti belli e importanti. Questa sera siamo qui per questa manifestazione Moscato Festival Jazz, che è comunque sponsorizzata, patrocinata dal Parco dei Colli Euganei,
non solo dal punto di vista finanziario, anche dal punto di vista della caratterizzazione della tipologia di manifestazione. Il parco si adopera molto per valorizzare i prodotti del territorio e qui sicuramente Arquà Petrarca è un'eccellenza. Ma direi di sì, e per quanto riguarda il settore vitivinicolo, grazie anche comunque al consorzio Vinidoc sono state fatte manifestazioni e si fanno tuttora per i vini rossi a Luvigliano, per i vini bianchi nel Gemola, poi c'è la festa dell'uva di Vo e ad Arquà Petrarca è stata immaginata qualche anno fa la festa del Moscato per dare un maggiore impulso a questo vitigno, a questo vino che sta avendo dei grossi successi sul mercato nazionale e anche internazionale. Aveva un altro Callegaro, qua tutti i Callegari si chiamano, il Paron de Casa, Luca Callegaro, il sindaco di Arquà Petrarca. Cos'è il segreto di questa città, Arquà Petrarca? Il nome già dice tutto, però come mai così bello, così importante, così visitata? Beh, lo dobbiamo soprattutto al sumo poeta che ha deciso di vivere gli ultimi anni della sua vita e di morire in questo borgo. Lui diceva nelle scritture che faceva, le corrispondenze, che ha scelto questo luogo incantato e tranquillo proprio per trascorrere nei suoi ultimi giorni di vita. Però dobbiamo ringraziare anche i nostri concittadini che in tutti questi anni, sono passati diversi anni, hanno saputo mantenere inalterato il nostro borgo e con la cura con cui loro hanno ristrutturato, messo a posto, messo in ordine. L'amministrazione si può impegnare, ma se non c'è il contributo dei cittadini perché tutto questo avvenga è difficile poi attuare. Infatti un riconoscimento che viene anche a livello europeo, in quanto Arquà Petrarca è stata considerata una delle località, uno dei borghi medievali più belli in assoluto. Sì, siamo inseriti nella lista di uno dei borghi più belli d'Italia, sono circa 100 borghi e abbiamo ottenuto il riconoscimento anche dal Touring Club, dal TCI, quale bandiera arancione, che è un marchio di qualità ambientale proprio per la qualità di vita che c'è qui ad Arquà. Sono Andrea Cesarone e vado a presentare una ricetta tipica dei Colli Euganei. Bigo della Val Pomaro. Vengono spadellati con funghi porcini, pomodoro e ragù. Iniziamo mettendo il brodo vegetale nella padella. Mettiamo i sughi, il pomodoro, il ragù e i funghi porcini. Mentre si scalda il sugo andiamo a cucinare i bigoli. Facciamo un po' restringere il sugo, che deve restringere un attimino. Vi racconto la storia di questa valle, la Val Pomaro. Alcuni pensano che Pomaro derivi da mele, le mele in dialetto vengono chiamate pomi qui da noi e tanti pensano che Pomaro derivi dai pomi. Non è così. Le olive nel nostro dialetto vengono chiamate pomee. Questa valle, essendo una valle ricca di olivi, ha dato nome a questo piatto, a Val Pomaro. Roberto Megaditto, ci troviamo al Cattaio, andiamo a visitarlo insieme, mezz'ora che aspetto. Vado, non mi interessa niente, vado avanti, veniamo. Bravo, perché il signore dalla Francesca mi aspetta, io che vaga. Buonasera, Maria dalla Francesca, ti aspettavo. Benvenuto al Castello del Cattaio. Grazie, chiedo scusa per il ritardo, ma sa com'è, aspettavo Roberto e non è arrivato. Siamo contenti che ora è qui. Allora, signora della Francesca, ci racconti qualcosa di questo bellissimo castello? Il castello è stato costruito nel 1570, è stato pressoché scavato dalla roccia del monte, quindi ha una particolarità molto simpatica e singolare. Qui siamo di fronte alla fontana dell'elefante, come vedete c'è questo elefante con la proboscide verso l'alto che è un segno di buon augurio, di buona fortuna. È abbastanza non usuale un castello di questo tipo immerso nella campagna rispetto ad altri tipi di ville che abbiamo dalle nostre parti. Aveva una posizione strategica perché era vicino al fiume, era in un posto di passaggio, dominava
un grande raggio d'azione intorno. Stiamo salendo queste scale, non so se ha osservato, sono molto particolari. Servivano sia per i cavalieri che potevano salire a cavallo, sia per portare le dame con le portantine più facilmente, in un periodo in cui poi i vestiti erano molto ingombranti e pesavano anche loro. Adesso andiamo avanti, saliamo le scale esterne e arriviamo ai piano nobile. Sarà anche per le donne, signora, però qua sto prendendo il fiato, non so. Abbiamo ancora una rampa di scale, poi siamo arrivati al piano nobile. Esattamente il castello dove è ubicato, signora? Il castello è a Battaglia Terme, nel comune di Battaglia Terme. Ma che lei sappia, si arrivava poi anche in barca attraverso il canale? Sì, si arrivava in barca da Venezia. attraverso il canale, sì, si può tuttora, si può arrivare a con Venezia. qualche difficoltà. Anche il Cataio, come tutti i castelli che si rispettano, ha la sua leggenda, la sua storia, in questo caso si tratta di un fantasma. Ah sì, lo sa anche lei. Si è sparsa la voce. Si è sparsa la voce. Si tratta di Lucrezia Dondi dall'Orologio, che era sposa fedele di uno degli Obizi ed era stata importunata e corteggiata da un giovanotto padovano, un tale Pavanello. Non corrisposto, questo giovanotto, insomma, dalla disperazione si vendicò e compì l'assassinio. L'ha ucciso in modo anche abbastanza cruento, sì. E infatti viene conservata la pietra qui con il sangue della Lucrezia Dondi dall'Orologio, mentre stava per morire. E allora sembra che lo spirito ritorni. Il Cataio adesso è aperto al pubblico? Il Cataio è aperto al pubblico la domenica e il martedì pomeriggio, e non occorre prenotazione, poi è aperto per le visite scolastiche e facciamo molti laboratori, poi ci sono i ricevimenti, i convegni, i meeting e poi naturalmente il sogno, matrimoni da sogno si possono solo immaginare solo che qui al Cataio. Che sembra anche che portino fortuna. Sembra anche che Maria José e Umberto si siano conosciuti ad una festa qui al Cataio. Okay, quindi insomma è molto più fortunata di così. Appunto.